In questo numero, in promozione, pareggi per le squadre del Veneto Orientale. In prima categoria la Giulia vince ed allunga il vertice. Fra maggiore il conto alla rovescia è iniziato. Al Silea lo scontro al vertice di terza categoria. In Serie D femminile il Portoguaro dice addio ai sogni di promozione diretta. Nel basket, prima vittoria in Serie D del Portoguaro. Va alla Fossaltese lo scontro al vertice del campionato di promozione con lo Spili Basket. Il punto sul volley del Veneto Orientale. La 24esima è stata una giornata come previsto segnata dal maltempo. La pioggia incessante caduta su tutti i campi di gioco nella maggior parte dei casi li ha resi al limite della praticabilità, costringendo in alcuni, soprattutto nelle categorie inferiori, i direttori di gara a decretare la sospensione dei rispettivi incontri. È stato anche il turno delle occasioni mancate, dove i risultati a sorpresa sono stati più d'uno. Ad incominciare dal campionato d'eccellenza, dove il San Donà ha alzato bandiera bianca allo Zanutto davanti al pericolante Borgoricco. Per i sandonatesi l'unica consolazione è il fatto di essere rimasti comunque in testa alla classifica, questo perché ormai la Piovese sembra aver esaurito il suo corso dopo essere caduta anche sul campo dell'Union Pro, formazione proiettata ormai in zona playoff. Per il San Donà l'avversario diretto adesso è cambiato, da tenere a bada vi è soprattutto il Careni Pievigina. I trevigiani sono in un momento positivo e dopo 3/4 di campionato altalenanti adesso ci credono. Grande affollamento anche in zona playoff, diretta conseguenza dell'inaspettato scivolone interno del Vittorio Veneto con il Portoviro che ha rimescolato le carte. Sorpresa anche in promozione, dove in vetta alla classifica il Portomansue ha mancato l'operazione sorpasso. Nel match clou con il Fontanelle è finita con la divisione della posta in palio, che ha confermato in testa la capolista con un punto di vantaggio. Non ne ha approfittato neanche il Treviso, anch'esso fermato sulla parità dal Vazzola, peraltro in un campo dal quale portare via punti è stato difficile per chiunque. Restano dunque 7 i punti di distacco dal vertice per i portacolori del capoluogo della Marca. Il rammarico è che stavi vincendo a 7 minuti dalla fine, come stavi vincendo a 7 minuti dalla fine nel primo tempo, e una squadra che vuole fare qualcosa di importante, che ha voglia di vincere, che ha voglia di non becchi 2 gol a 7 minuti dalla fine. Questo è il rammarico più grosso, ma la colpa è completamente nostra. Sono più che rammaricato, sono incazzato. Per quanto riguarda le formazioni del Veneto Orientale, il Cauro e la Salute non è andato oltre la parità con il Vedelago. Per 2 volte in vantaggio i litorani si sono fatti sempre raggiungere dai pericolanti trevigiani. Si sono divise la posta in palio anche Noventa e Portogruaro, un punto che ha permesso ai neroverdi di mantenere il vantaggio di 2 lunghezze sui play-out. I portoguaresi invece guardano avanti senza affanno, ormai consolidati nel mezzo di un tranquillo centroclassifica. Piuttosto ciò che preoccupa in riva all'Emne è il futuro, ancora nebuloso, mancando di programmi definiti per la prossima stagione. In prima categoria, seppur a fatica ma con grande cuore e soprattutto meritatamente, la Giulia Sagittaria ha trovato una vittoria oltremodo importante con il Paese, vedendo per la prima volta dall'inizio del girone di ritorno il proprio vantaggio in classifica sul Fossalta Piave dilatarsi. Adesso sono 9 i punti di vantaggio, un'autentica boccata d'ossigeno quando il calendario della prossima partita con il Cavallino inizierà a presentare squadre di una certa caratura. Può essere qualcosa più facile, ma vanno giocate tutte le partite, ci sono ancora 7 partite, sono tante, il campionato io dico che è ancora lungo, soprattutto ci sono ancora scontri diretti e ci sono parecchie partite insidiose a partire da domenica, dunque il campionato non è assolutamente finito. Noi ci vogliamo far trovare pronti, vogliamo arrivare alla fine davanti a tutti e ce la stiamo mettendo tutta. Si è visto anche domenica su un campo praticamente quasi impraticabile, i ragazzi ci hanno messo una volontà che veramente è stata tanta per voler vincere questa partita, e questo dimostra quanto questi ragazzi ci credono, hanno voglia e si stanno allenando, impegnando al massimo per poter raggiungere questo obiettivo, insomma.
Ecco, infatti Cavallino, avversario appunto piuttosto ostico come hai anticipato. Sì, il Cavallino è sempre stata una squadra ostica, si è visto anche quest'anno, hanno un ottimo allenatore, un ottimo organico e stanno facendo sicuramente bene, magari qualche punto l'hanno perso, però comunque è una squadra ostica e soprattutto andando a giocare là da loro sembra un campo molto molto difficile, però vogliamo arrivarci pronti e ci prepareremo bene questa settimana per arrivare pronti perché non possiamo perdere punti per strada. Miglior formazione? Sì, al momento sì, poi vediamo perché tra influenze e qualche infortunio vediamo di recuperare, però penso di arrivarci con la miglior formazione insomma. Con Bomber Madiotto è stato veramente il modo migliore per festeggiare la nascita della tua primogenita. Sì, è stato un bellissimo momento anche perché era un gol che è stato molto importante per la vittoria finale e sì, insomma lo dedico alla mia bambina, insomma, e è arrivato in un bel momento, in un momento in cui volevamo vincere la partita, ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati bravi a concretizzare insomma quell'occasione. Ecco, finalmente avete un po' invertito la tendenza, avete riallungato sul Fossalta Piave. Sì, ma noi comunque puntiamo sempre al nostro risultato finale, per noi diciamo non guardiamo la classifica, dobbiamo guardare domenica dopo domenica e solo così facendo alla fine potremmo sperare di raggiungere l'obiettivo ambito. Ecco, qualche punto perso per strada con le pericolanti in questa prima fase del girone di ritorno, adesso il calendario vi metterà davanti un po' tutte le squadre che lottano per i playoff. Sì, il girone di ritorno comunque lo sappiamo, è un girone diverso rispetto al girone dell'andata perché comunque sia che giochi con l'ultima classifica che giochi con la seconda in classifica o con la prima, ogni partita è difficile perché ogni persona comunque, ogni squadra cerca punti per ognuno per il suo obiettivo, quindi il girone di ritorno è sempre più difficile rispetto a quello dell'andata. Per noi dobbiamo affrontare, come dicevo prima, partita dopo partita senza pensare all'avversario che abbiamo di fronte. Dietro ritornata si vive ed interessante la lotta per i playoff. Con la vittoria sulla Fossaltese lo Zero Branco ha accorciato a 7 lunghezze il divario dal Fossalta Piave. Avevamo bisogno di continuità e i risultati li stiamo facendo e stiamo facendo secondo me un ottimo campionato, non lo dico perché sono l'allenatore di questa squadra ma perché lo stiamo veramente facendo. Ci siamo prefissi di non guardare il Fossalta ma di guardare le nostre partite, cercare di fare più punti possibili e poi a fine campionato quando ci sarà la matematica di farli o di non farli allora ci penseremo, però per adesso noi stiamo guardando solo la nostra classifica, non quella del Fossalta perché il nostro obiettivo è far più vittorie possibili e dopo tirare le somme alla fine. Entusiasmo anche a Bibione che sul campo del Sant'Elena è ritornato alla vittoria con un poker come da tempo non si vedeva in casa litoranea, dove ormai con largo anticipo si stanno mettendo le basi per la prossima stagione che dovrà costituire un ulteriore step lungo la strada intrapresa che mira come punto d'arrivo del programma societario al campionato di promozione. Ed è ritornato finalmente alla vittoria che mancava dal 10 dicembre anche il Ponte Crepaldo, sul rettangolo di gioco di un Ponzano che risultati alla mano sta attraversando un periodo di evidente flessione. I crepaldini hanno scritto una pagina importante nella corsa verso la salvezza, ritrovando oltre ai punti anche il morale che era venuto a meno con la lunga serie di risultati negativi, il tutto proprio alla vigilia di uno scontro diretto con il Treporti che potrebbe portare ulteriore linfa in questo finale di stagione dal calendario che sulla carta non appare proibitivo, dove la strada per evitare i play-out sia ancora tutta in salita, ma non così impossibile. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.
In seconda categoria, dopo una giornata caratterizzata dalla disputa solamente di 3 partite, con il Gruaro che ha finito per complicarsi ulteriormente la vita in ottica salvezza facendosi imporre il pareggio dall'ormai retrocessa Villanova, siamo adesso alla vigilia della sfida al vertice tra la capolista Pramaggiore del San Stino, secondo in classifica. Poteva essere la gara della matematica promozione dei Blaugrana, ma il rinvio della 23esima giornata al 31 marzo, vigilia di Pasqua, ha rovinato tutti i piani ai primi della classe. Gara comunque ininfluente ai fini dell'esito ormai scritto del campionato, in ragione del cospicuo divario tra le due formazioni. I liventini possono solo provare a recitare il ruolo di guastafeste prolungando i tempi d'attesa prima che la capolista abbia ad incominciare con un mese d'anticipo i festeggiamenti. La matematica diceva questo, però sappiamo che nel calcio non c'è mai niente di scritto, quindi anche se hanno rinviato la partita col Gruaro, bisognava giocarla, quindi bisogna avere sempre i piedi per terra, essere umili. E abbiamo visto domenica a Taglio Veneto, insomma, che è stata molto difficile, è una partita tosta, quindi domenica sarà una partita col Sastino, che sia stata la partita definitiva per la vittoria o no del campionato, era giocare anche quella di domenica. La matematica dice che dobbiamo ancora fare minimo 7 punti e quindi domenica sarà una partita come un'altra, una partita da 3 punti, anche se comunque è la partita di cartello con la seconda forza del campionato, una squadra che comunque noi affronteremo con il giusto rispetto perché sta facendo un gran campionato, consapevoli della nostra forza, consapevoli di giocare in casa. E speriamo che ci siano tutti i presupposti per una bella partita, che anche il clima, ci siano tutti i presupposti per una partita, insomma, di calcio, da due squadre che giocano a calcio come l'andata, dove si è vista una bella partita, insomma, sprazzi di bel calcio, ecco. Quindi campionato, al di là che tu dici la matematica, insomma, campionato che praticamente è già in cassaforte, siete già virtualmente in prima categoria e quindi è già tempo tutto sommato per voi di pensare al futuro. Sì, diciamo che manca il rush finale, come ti ho detto prima, e mancano la consueta, chiamiamola così, matematica, però sicuramente come abbiamo fatto quest'anno è giusto programmare le cose sempre per tempo. Sicuramente adesso ci metteremo a tavolino dopo la partita qui con San Stino, anche con la società, per vedere e per mettere giù delle basi per il prossimo anno, per fare le cose fatte con giuste motivazioni già da subito, i giusti progetti e programmi per tempo. Detto questo, insomma, non è che la partita di domenica segni o meno il campionato nostro, ormai sono 23 partite che stiamo facendo bene, abbiamo fatto 21 vittorie, quindi la dice lunga sul campionato di quest'anno del Pramaggiore, e se c'è a maggior ragione così la voglia di confermare domenica, ci sarà l'opportunità da parte della nostra squadra di ribadire nel campo la nostra forza di quest'anno. Dopodiché faremo i progetti per il prossimo anno, che non sono prematuri, ma come ti ho detto prima è giusto prendersi per tempo, ecco. Dei rumors vi danno come degli elementi sul mercato, almeno per quanto riguarda la tua figura e anche quella di mister Benetti, che cosa ci puoi dire in merito? Ma come per il calciomercato dei giocatori sappiamo tutti che c'è anche così il mercato degli allenatori e dei dirigenti. Per quanto parlo per me, visto come mi sono trovato quest'anno a Pramaggiore, posso solo dire che qua è una società di tutto rispetto, che il progetto fatto quest'estate lo sta mantenendo, mi trovo molto bene con delle persone secondo me molto brave, insomma, mi trovo benissimo. E parlo per me, i requisiti, sì, i presupposti per fare il campionato prossimo anno sono tutti. Sicuramente mister Benetti sarà sicuramente un allenatore che non possiamo assolutamente mettere in discussione, essere confermato a Pramaggiore, però credo che abbia lui, anche lui, dopo una stagione del genere, delle richieste, giustamente lo reputo un allenatore di categoria superiore. E speriamo che rimanga con noi insieme al sottoscritto, insomma, per fare un altro anno a Pramaggiore.
A 7 giornate dalla fine tutto da rifare in terza categoria. Nel match clou della giornata il Silea ha espugnato il campo della capolista Cessalto agganciandola nuovamente in vetta. Un duello senza fine, l'unico rimasto in questo campionato dove i play-off quasi sicuramente non si disputeranno, che è destinato a durare sino in fondo e che il tecnico cessaltino Alessandro Gabbatel non vuole assolutamente perdere. Era una squadra almeno che meritava almeno il pareggio, eravamo noi. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione su un campo difficile perché ha piovuto tutta oggi, però ho visto una gran squadra. Io sono orgoglioso di me ragazzi e lotteremo fino alla fine perché è la cosa che vogliamo a tutti i costi a questo punto, perché siamo una squadra forte. Sì. Di ragazzi è un gruppo eccezionale e che ci porterà fino alla fine con grande soddisfazione. Niente da fare in Serie D femminile, il pareggio maturato al cospetto del Primiero segna la resa definitiva del Portogruaro in chiave promozione diretta. Via libera dunque al tandem di testa Vilorba e Futuro Giovani in un duello che si deciderà quasi sicuramente nello scontro diretto in calendario alla terzultima di campionato. Per la Granata è comunque fondamentale reagire per non correre il rischio di mettere a repentaglio anche la stessa partecipazione ai play-off. Purtroppo è vero, sì, dobbiamo vincere. Abbiamo incappato come abbiamo incappato contro il Barcon e quindi sì, la vetta per noi si allontana. Ecco, campioni d'inverno, adesso vi ritrovate a dovervi per assurdo anche guardare alle spalle perché c'è anche lo scontro diretto con l'Albignasico da tenere in dovuta considerazione. Vi siete chiesti che cosa può essere successo? Ma sicuramente si sa che il ritorno lo dice sempre, no? Nel senso che non è mai facile fare gli stessi punti, si fa l'andata e ritorno. Probabilmente abbiamo avuto anche qualche problema di formazione, nel senso che qualche infortunio che purtroppo c'è stato, era meglio che non ci fosse da parte nostra, però si sa, fa parte anche del calcio, anche la condizione fisica, gli infortuni purtroppo ci stanno. E quindi niente, dobbiamo appunto guardarci dietro, arriva l'Albignasico e dobbiamo stare attenti perché comunque è una buona squadra che sicuramente adesso ci vede, si può stare alle cose, quindi dobbiamo stare attenti perlomeno di tenere il nostro terzo posto, di rafforzare domenica dopo domenica il nostro terzo posto. Ecco, intanto dovete affrontare domenica il Futuro Giovani, si sperava che potesse appunto essere questa una partita fondamentale per la promozione diretta, purtroppo insomma sarà comunque una partita in cui voi immagino vorrete tirare fuori tutto l'orgoglio per dimostrare che non siete inferiori. Sì, è vero, sì, domenica appunto c'è una partita che ci può riscattare, anche proprio come dicevi tu Andrea, sull'orgoglio, perché comunque le ragazze siamo sicuri, noi dello staff, assieme a Mister Cola e Andrea Zulian e assieme anche alla dirigenza, vogliamo appunto, queste sono partite importanti per noi e quindi vogliamo fare il nostro fino alla fine ed è giusto che sia così perché qui c'è molta gente che ci sta dietro, che si impegnano e sono sicuro che le ragazze risponderanno positivo a domenica sicuramente come appunto orgoglio e anche prestazione, poi il campo la dirà. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Vittoria pesantissima della Caligaris nello scontro diretto con Caorle, dove in ballo vi era la seconda posizione della Serie C Gold alle spalle dell'ormai imprendibile Rucker.
Gli udinesi hanno prevalso al termine di una partita durissima giocata punto a punto e adesso, a 6 giornate dalla fine, sono padroni del loro destino. Continua a vincere il Mestre, passato anche sul campo del Pastazzara. Per i biancorossi è il 10° centro consecutivo che li mantiene al 5° posto in condominio con Monfalcone, che non ha trovato ostacolo alcuno con la Cenerentola Sport School, e alle spalle di Oderzo, che ha avuto vita facile con Codroipo. Nel girone Flebus della Serie D friulana, la 21esima giornata è passata in archivio come il turno delle prime volte. Con Aviano, peraltro a primo posto della stagione regolare ormai in cassaforte, il sistema basket Pordenone ha conosciuto infatti la prima sconfitta stagionale, così come i giovani del Portogruaro di coach Marco Romanin hanno timbrato in casa con Gonas la prima vittoria in Serie D, cancellando finalmente lo 0 dalla propria classifica. Successo che in chiave play-out dà in qualche modo nuovamente fiato alle speranze di salvezza dei Granata. Finalmente è arrivato il primo sigillo, questo è stato fondamentale perché ha dato sicuramente coraggio e ha dato una spinta molto forte a livello di spogliatoio. La partita ha avuto dei risvolti incredibili perché non era mai successo che noi si andasse con un vantaggio di 30 punti a un certo punto della gara, al terzo quarto. Sembrava veramente di vivere un sogno. È andato tutto bene, portata a casa la vittoria con 78-56, insomma, che non ammette assolutamente repliche. Ragazzi felicissimi anche perché eravamo in una formazione contingentata, mancavano Stefani, mancava Guerra, per cui i ragazzi hanno tirato fuori veramente energie, profuso energie in maniera incredibile. La soddisfazione è stata tanta per tutti, veramente, per loro, per il coach, per noi che seguiamo la squadra dall'inizio del campionato. Diciamo 2 punti per il morale, magari per poter alimentare qualche speranza in vista del play-out. Beh, certamente i play-out sono una roulette, cioè ci si gioca tutto in poche partite. Chiaramente si spera che in quel frangente la squadra sia, come è successo domenica, al massimo della forma e con una voglia, una determinazione, un assieme, un gioco di squadra che ha veramente sorpreso tutti. Forse non ha sorpreso il coach, che si aspettava da un momento all'altro l'esplosione. I play-out diranno se siamo in grado di potercela giocare con le formazioni dell'altro girone che andremo ad incontrare, che ancora è prematuro dire chi saranno, però già un'idea ce la stiamo facendo, stiamo guardando le classifiche, stiamo seguendo i risultati e più o meno abbiamo un'idea di chi potremo incontrare. Indipendentemente da chi incontreremo, sarà la nostra forza, la nostra determinazione che potrà dire salvezza o retrocessione. Nuovo progetto che mira alla crescita dei singoli, diciamo che qualcuno che interessa squadre di un certo livello c'è. Sì, sia Defendi che Lessing sono già stati adocchiati dalle società più blasonate, in questo caso Trieste, ma non è solo Trieste che sta guardando da queste parti. C'è Treviso Basket, ci sono varie società che stanno guardando ai nostri ragazzi. Abbiamo sempre un ragazzo del 2003 che è sempre in rappresentativa regionale per il momento, Furin, che sta facendo bene. Il lavoro è quello di farli crescere quotidianamente, insomma. Poi ci sono dei momenti buoni, dei momenti ottimi dal punto di vista del rendimento, che sembra che tutto vada bene, e magari dei momenti in cui c'è una flessione dovuta anche al fatto che allenandosi molto si paga in stanchezza. Noi abbiamo in questo periodo molti infortuni perché ci stiamo allenando tantissimo e giocando tantissimo, e quindi queste cose vanno messe in conto. In questo momento sì, Defendi e Lessing sono sotto sulla lente di ingrandimento di alcune società che li stanno visionando, per il momento visionando. Hanno come palcoscenico la Serie D, che è un palcoscenico che sta dicendo che questi ragazzi qua, non solo loro due ma anche altri, sono dei prospetti che possono far bene in categorie superiori.
Stagione regolare conclusa in promozione nel girone pordenonese che ha sentenziato i play-out per Fontanafredda e BVO. L'ultimo atto ha visto andare in scena sul parquet di Villanova di Fossalta di Portogruaro lo scontro tra le prime due della classe, Spili Basket e Fossaltese. Partita ormai ininfluente ai fini della classifica finale che la capolista ha affrontato prima di qualche pedina di rilievo fatta rifiatare in vista dei play-off. Per la cronaca, vittoria che ha sorriso ai biancoverdi di casa. Certamente era importante vincerla perché quando si gioca con i primi in classifica bisogna alzare un po' l'asticella e vedere se si è in grado di fare qualcosa di più. Loro sono venuti senza alcuni pezzi da 90 a giocare questa partita in tutta tranquillità. L'unica cosa che mi spiace è aver avuto un infortunio del nostro play che si è scavigliato, e quindi questo è un po' il neo della serata, e poi andremo a verificare con chi giochiamo. Poco conta perché sappiamo che i playoff tutti ci metteranno qualcosa in più e anche chi è arrivato in fondo ci farà sicuramente soffrire. E io devo ringraziare per tutta la parte della stagione regolare quello che fa da capitano e da allenatore in campo Max Cicchellero, perché devo dire che amalgama bene i giocatori, mi dà una mano grandissima, e infatti dico il 90% del gioco e di questo buon risultato lo devo ringraziare lui. Con coach Corradini al termine del match clou della giornata tra la Fossaltese e Spilimbergo, d'accordo, era una partita fine a se stessa ormai, a giochi ormai fatti, voi chiudete primi e andate appunto ai playoff da primi del girone, con quali prospettive poi per il futuro? Diciamo che il nostro primo obiettivo era proprio quello di arrivare primi in classifica per avere il fattore campo a favore. Obiettivo raggiunto, oggi veramente era una partita un po' fine a se stessa, sì, hanno anche mollato i miei giocatori alla fine, ho pagato un pelo le assenze perché insomma avere Attico in squadra vuol dire. Il futuro, il nostro obiettivo è comunque andare su. Cioè, noi abbiamo creato la squadra, la società crede in me, crede sui giocatori per arrivare ad andare su di categoria. Ecco, direi insomma una squadra che per tutta questa stagione regolare ha veramente dimostrato di avere una marcia in più. Sì, il gruppo è ormai solido e consolidato. Sì, io sono solo a gestire i giocatori e a creare per loro le situazioni più come si può dire, le situazioni più congenite per loro nel giocare, nel produrre punti e quindi vincere le partite. Ecco. È un organico che magari in prospettiva della prossima stagione potrebbe essere già pronto, ovviamente con qualche ritocco. Sì, diciamo che l'organico, lo zoccolo duro c'è. È chiaro che ci vorrà qualche giocatore di categoria perché ovviamente il salto da promozione a Serie D io che ho giocato è veramente ampio, quindi non vorrei fare come sta facendo Azzano, poverino, in questo periodo che è ancora che paga la facilità di aver vinto la promozione e non riesce a far pochino in Serie D, ecco. Quindi sì, diciamo che lo zoccolo duro c'è, ci saranno degli innesti da fare assolutamente. Nel volley giornata da dimenticare per le rappresentanti del Veneto orientale. In C femminile non vi è stato niente da fare per San Stino al cospetto dell'Arcella, attuale quarta forza del torneo. È finita con il successo delle Pattavine per 3-0, ma il risultato è troppo severo per le Liventine che hanno giocato ad armi pari, come testimoniato dai parziali del secondo e terzo set, finiti rispettivamente 24-26 e 23-25. In C maschile nel girone A, turno di riposo per il Volley Team Club, che ha posticipato al 21 marzo la sfida con la capolista Faizanè. I sandonatesi ritornano in campo nel prossimo turno con Bassano in un match fondamentale per mettere in cassaforte la seconda posizione proprio dal possibile ritorno dei vicentini. Nel girone B è invece caduto a sorpresa il Portogruaro sul campo dell'Altaira Volley. 3-0 senza possibilità di repliche, una battuta d'arresto che ha vanificato tutte le possibilità di sorpasso in vetta ad un Povolaro caduto nello scontro diretto con una Duna Volley che ha agganciato la capolista.
Sabato al Palalovisa arriva proprio il Sefamo Povolaro e per i portoguaresi ci sarà dunque subito l'occasione per il riscatto. Non è andata meglio in D femminile la Pallavolo Concordia. Anche le biancorosse sono uscite sconfitte con il medesimo risultato di 3-0 maturato sul proprio campo al cospetto della SPES Conegliano, battuta del resto comunque ampiamente messa in preventivo vista la notevole differenza di valori presente tra le due compagini in lotta per obiettivi diametralmente opposti. Per le concordiesi diventa adesso fondamentale andare a vincere a Susegana, una delle ultime possibilità a disposizione per provare a rilanciarsi nella corsa per la salvezza. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.